Il governo ha prevista la possibilità di un riesame delle domande al Fondo Indennizzo Risparmiatori che erano state escluse in tutto o in parte per errori procedurali o carenze di documenti. Dai calcoli effettuati sono circa 10.000 i soggetti potenzialmente interessati. Nei prossimi mesi questi risparmiatori potranno far vagliare la loro domanda da una nuova commissione tecnica che sarà prossimamente istituita. Soddisfatto dunque il presidente della Commissione Banche per la decisione del governo determinata entro l'attuale legislatura, confermando l'impegno assunto con diverse associazioni di risparmiatori, prima fra tutte l'associazione Zelino Terzo da Onara. La novità è che i 10.748 risparmiatori che erano stati rigettati dal FIR, dal Fondo Indennizzo Risparmiatori, con questo nuovo emendamento che prevede 80 milioni sempre dai conti dormenti che noi abbiamo individuato e abbiamo fatto fare i 3 fondi, ecco, andranno a indennizzare questi 10.748 risparmiatori. È una battaglia che abbiamo iniziato anche con Rete Veneta, che ci ha sempre sostenuto e che andrà avanti perché ci sono altri 3 miliardi sui conti dormienti e si può fare un fondo ristoro integrale.